Ultime notizie del giornale radio. La polizia, dopo un conflitto a fuoco con il ricercato Gennaro Cuopolo, è riuscita a intrappolarlo in un cascinale di Aversa. Ogni tentativo è stato vano per ridurre alla ragione il feroce criminale. Ma che fai in coppa a sta montagna? Tu non vuoi scendere a casa, Nicolì? Che ci faccio? Faccio fuggiasca, no? Oh, fuggiasca? Sì. Ma perché a chi è ci che vai fuoriene? A nessuno. E allora? Però io faccio parte della banda di Gennaro Cuocola. Gennaro ha ceretto patigna perché era una carogna. Maltrattava la mamma. E mo va fuoriene, ha davantato fuggiasca e io fui a presa isso. Oh, Gesù, Gesù. E che ha fatto con questi mulletti, pistole, martelletto, nagli, guardate là, guardate. Gesù, è tanto semplice, no? Ha già affrontato il nemico. I pistoli e i mulletti servono per l'accidere. Gli traglio o martello mi servono per puntuare in totale. Ma chi va a girare, loco? Non ti la forza da girare manca un pollice. Ya mia, scina tenne che non sai più loco in coppa, poi ha pure tu mangiare. E se non scina, la rimane in poi t'arrangia con l'evera. Ma come con l'evera? E che sto fatto un piecore? Una cosa è questa. E vabbè, scina te. Ma la rimane in poi si può venire viene. O se no mi arrangio con l'evera. State buono. Quei frutti selvaggi, quei cachiss. Ma io posto di sentinella non lo posso abbandonare, capito? Non è giù, a sta fama. Chi va là? Ardola! Deficiente, ma non lo dire che sono io. Ah, Luigi, sei tu? Sono io. Sta sagliando una femmina. Se non mi sbagli, è innamorata di Gennaro. Vedi se è essa. Aspetta un momento, fammi guardare. Sì, è proprio essa, è essa. E allora va a guardare attorno alla rotta addosso a Gennaro, mentre parlano poco con essa. Subito va. Buongiorno, Maria. Ma che femmina affezionata che sì. A fa chilometri e chilometri per arrivare fino a Cancoppa a sta montagna per venire a trovare il caro amante. Ma che ne spiri? Se io sai che ai braccati a un momento nato può essere arrestata e può pagare l'omicidio di tuo patrigno. Che ci spera. Ma io voglio bene. Issa è tutta vita mia. Eppure se l'arrestano, io la aspettare sempre, fino a quando esce a galera. E questo ne può essere sicuro. Ma su meritasse. E perché non se l'avesse a merità? A me non mi ha fatto niente. Te credi tu? Ma poi in sostanza sul fatto che non mi appartiene, che me ne importa a me, ma che parla a fa? Ah no, mi ha parlato. Se è ritto peccato voglio sapere pure peccatore. Io ho già avuto sempre un'ammirazione per te. E me ne sono innamorato il primo giorno che t'ho visto, e tu lo sai. Però io sempre preferito a issa e non a me. Si sapesse quando mi fa male sapendo che mentre tu stai a casa di notte pregando a un santo, schiuando la faccia o muro, quel pregheretoio, quel lacrimatoio che tu salvassi, issa se ne sta interrotto in dolce compagnia. Non ne ho vero, che stai una calunnia. Vabbè, si la pensa così. E chi sa rie sta femmina che venate nei compagnie? Ah, ne potrò fattore che sta basciava là. E amore che belli pranzetti saporiti che la saglia. E poi... E poche cose. Gesù, e ci può tanto a capire. La notte porta consiglio. Ma se io vero quello che stai dicendo, la cita. Perché tutto bene, tutto l'amore sta per diventare odio. Odio mortale. Vero, Maria. E per certo uomo non ci vuole né lacrime. Ma ci vuole che sta pistola, per la fa papà tutto il male che t'ha fatto. Sì, dammela. Che stessa mo va in da grotta e la cita. Nella grotta. Maria, che fai a quest'ora a Cancoppa? Io non voglio assolutamente che tu lasci sola a mamma a casa. Io saccio perché tu non vuoi che i sagli fino a Cancoppa. Perché ci sta chi ti porta i pranzette saporite, chi ti mantiene in dolce compagnia. Infame, buciarda, questa bocca di zucchero mi saputo incatenare. Io male che mi hai fatto, ma me li ha papà, perché mi t'accino prima a te e poi a essa. E niente meno di un coraggio che c'ha la pistola. Allora se si convince di tutto quello che t'hanno detto, sai che ti dico, spara. Spara che io non tengo paura. Però prima che muore ti giuro un coppo bene che voglio che la mamma mia, che questa è una calunnia che t'hanno venuto a raccontare. Mamma mia, meno male che hai trovato caricatore. Ma io credo a te, amore mio. Gennari. Maria. Si te tegna l'uno e l'altro. Ecco che sta pistola che non ha voluto sparare, io va a cirare a tutte e due. E prima che vengono arrestata, trovarono già morta, perché io ce l'ha diritto maresciallo che stiva qua. E spara. A chi aspetta, carogna? E tazzire, mannaggia, sei inciappata la pistola. Ah, sì? E mo sei tu che morì. Carogna. Arrenditi, Gennaro Cuopolo! Ormai sei circondato! No, non m'arrendo. Maria, scappa a quella parte.
Mamma santa che dolore, meno sangue sta ferita, che stavolta sono perduta, ma non l'ha già fatto sapere. Gennaro Cuocolo, arrenditi! Non hai via di scampo! Solamente a questo patto io m'arrendo se volete. Si chiamata mamma mia e la compagna de casa. Non sparare, Cuocolo! Sta entrando tua madre! Con l'ha già aspettato sto momento, poteva sa che sti capelli bianchi non t'avvolisi e sto sporcando il sangue, che st'ultimo dolore t'ha già dato, lascia sto figlio malamente per un viaggio senza più ritorno. Prega per me che forse dietro cielo, se io prega tu mi sape perdonare, dammelo tu mi va, se strignami in capo cuore e scarfami sto cielo, che sento in pietà a me. Perdono la stupida delinquente, che a sto momento è come una creatura. La fa paura tutto questo scudo, perché sta vita mia me lascia già, zerrano l'occhio e fammi sto paura, dillo a sta gente che mi aspetta poco, che pure se si vuole accontentare, che sto bugiasco si fa catturare, che sto bugiasco si fa catturare.